Se fai la Rosa, un nuovo disco, un nuovo impegno, innanzitutto sei proprio nella direzione del jazz o ti piace spaziare? No, io sono nella direzione della world music, appunto, e mi dedico alla world music da molto tempo e questo è il mio primo disco da solista. E infatti ha un respiro molto internazionale, dalla musica portoghese a quella inglese, insomma sono brani originali però con tutte le influenze della musica del mondo. Ecco, la world music in Sardegna dovrebbe avere magari maggiori attinenze con quello che significa Africa, mentre tu hai scelto un altro versante. Perché? No, ho scelto anche l'Africa, in particolare Capo Verde, perché comunque è legato al mondo lusofono, io parlo il portoghese, sono molto legata all'isola di Capo Verde perché lì sono stata un bel po' di tempo, e poi il Portogallo, la Spagna, e poi l'Inghilterra perché mi sono formata in Inghilterra. Età, se non sono indiscreto? Età abbastanza per essere preparata nella mia materia. Ma anche giovane per poter ambire a traguardi molto lontani anche nel tempo. Speriamo. Dove vuoi arrivare? A suonare sempre meglio, a cantare contenta. Questo per me è importante, contenta di quello che faccio senza dover scendere a troppi compromessi. Ma l'itinerario è una commistione tra Sardegna e il resto del mondo oppure non lo sai ancora? Sempre Sardegna e il resto del mondo, sempre partire dalle radici per aprirsi al resto del mondo. E dalle radici sarde che cosa salvi? Io salvo tutto di quest'isola, il bene e il male. D'accordo. E nella musica qual è l'itinerario che ti interessa maggiormente? La parola, il testo, l'importanza della parola e della parola poetica del sardo. Movimenti come per esempio quelli del San Repentino oppure i cantatenores ti sono stranieri oppure ti sono familiari? Mi sono familiari ma non sono presenti nelle mie influenze musicali, quindi è chiaro che mi sono presenti perché fanno parte della mia terra, però non fanno parte della mia musica. E nella tua musica l'ideale formazione di quante persone è composta e da quali strumenti? La mia formazione, allora nel disco ci sono musicisti portoghesi che sono Bruno Chavero e Eduardo Espigno e Matteo Gallus che sta in Francia, è un violinista con cui lavoro veramente da tanto tempo, come un fratello in musica per me. E invece nei concerti io ho iniziato a preparare il progetto dei concerti con Fabrizio Lai alle chitarre, Francesca Pudo alla chitarra, Carol Melo alle percussioni, Andrea Lai al contrabbasso e Simone Soro al violino. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento speriamo l'uscita del disco, quindi vi aspetto per l'uscita del disco che penso sia a gennaio.